Già molti miei colleghi si sono chiesti qual era la priorità, qual era la necessità di mettere in campo una nuova norma sulla sicurezza in questo momento, al di là del Covid che ancora purtroppo viviamo quotidianamente e al di là anche delle graduatorie che ha ricordato qualcuno che ci dicono che abbiamo città sostanzialmente sufficientemente sicure. Già nelle finalità, no? Cioè io rivedo i termini ordine e disciplina, nelle finalità, nell'articolo 1 leggiamo i termini ordine e disciplina. Introduciamo il controllo di vicinato, sicurezza partecipata. Io mi chiedo cosa faranno queste persone, perché bisogna essere concreti a volte. Avviseranno qualcuno? Telefoneranno? Hanno le competenze, le capacità? E attenzione, visto che qualcuno li ha citati prima, non lo dico per poca fiducia nelle ex associazioni d'arma, cui faccio anche parte banalmente, ma lo dico a loro tutela. Cosa faranno nel momento in cui dovessero incrociare i pericolosissimi predoni di Pasian di Prato? E soprattutto, saranno in grado di operare con professionalità a tutela dei cittadini? O come ricordava il consigliere Marsiglio, diventerà come me, chi ha fatto il sindaco lo sa, quante ore ha passato negli ricevimenti ad ascoltare di beghe fra vicini e di invidie. La mia domanda è questa, Assessore: che professionalità possono avere? E soprattutto ci rendiamo conto che quelle persone che si occupano di sicurezza, anche in termini partecipativi, hanno una formazione e un controllo continuo. Sapete quanti test psicologici fanno le nostre forze dell'ordine? Sapete quanto ci impiegano a imparare a trattare con le persone? E noi pensiamo di fare il controllo di vicinato. Noi abbiamo il più alto numero di agenti in rapporto alla popolazione di tutti i più grandi paesi europei. Quasi 350.000 persone sono agenti di pubblica sicurezza in Italia oggi ed è facile cercare consenso e magari chiedere qualche voto dicendo che ne servono ancora di più. È molto più difficile dire che bisognerebbe fargli fare il loro lavoro e metterli in condizione di fare il loro lavoro e non impegnarli in altro. Allora, almeno avessimo il coraggio di dire, lo dico all'assessore, vogliamo le forze dell'ordine regionali. Io l'ho detto al collega Jacopo a mo' di provocazione, lo ripeto in aula, io avrei fatto un unico emendamento. Torniamo a chiamarli vigili comunali, neanche più urbani. Torniamo a chiamarli vigili comunali. E attenzione, non mi si venga a dire che è un ritorno al passato o un nome obsoleto, perché insomma abbiamo usato EDR. Il problema non è quindi se noi abbiamo bisogno dei vigili e cosa e che compito pensiamo che spetti a loro. I prefetti, mi sembra, e anche alcuni sindaci di città, non certo di centro-sinistra, abbiano già detto la loro. Ma io lo chiedo a questo Consiglio regionale. Cosa noi vogliamo, anche da ex sindaci, tanti ex amministratori? Sicurezza sulle strade, presenza alle manifestazioni, capacità di dare risposta a quella litigiosità che c'è spesso nelle nostre comunità e magari di risolvere anche le piccole infrazioni che le nostre comunità hanno. Chi ha fatto il sindaco si sente chiedere questo dai suoi cittadini. Io non penso che si senta chiedere delle persone iperspecializzate che vagano per la regione con un coordinamento regionale e facciano un po' di tutto, ma delle persone che sono a disposizione della comunità. Per questo avrei preferito li chiamassimo di nuovo vigili comunali. E non credo che sia una diminuzione per loro, anzi, credo che vada a vantaggio diretto dei cittadini delle richieste che questi fanno. E io mi chiedo, veramente concludo, se ci servono vigili subacquei o se ci servono vigili di supporto e a disposizione e a supporto delle nostre comunità. Se ci servono vicini attenti e magari anche delatori se serve, o se ci serve una cultura della legalità nei nostri paesi, della solidarietà e anche del rispetto reciproco. Da cittadino, da ex sindaco, prima che da consigliere comunale, io non avrei dubbi e sceglierei la seconda opzione.